Bene, prendiamo la linea qua dal Palahockey di Forte dei Marmi da parte di Fabrizio Ercolini. E Gabriele Buffoni. La più cordiale buonasera, ben ritrovati. Si gioca questa sera la decima di ritorno, 23esima giornata al Palahockey di Forte dei Marmi. Si affrontano GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi Hockey Breganze. La formazione veneta giunge a Forte dei Marmi con un solo punto in classifica, è il più classico di testa a coda. Tutto quello che è più per il Forte dei Marmi è meno purtroppo per il Breganze. E vediamo le formazioni. Il Breganze porta a difesa della gabbia i due portieri che sono Andrea Bigarella e Marco Zanfi. Poi abbiamo Stefano Dal Santo e Mattia Ghirardello, due volponi dell'hockey su pista. Paul Galiffa, il bomber, Pietro Battaglin, Pietro Agostini, Guido Sgaria, Silvio Costenaro e Filippo Compagno, la truppa dei giovanotti a far forza all'allenatore Enrico Gonzo. Il Forte Marmi risponde con Gnata e Bertozzi a difesa della porta, e poi abbiamo Davide Motaran, Lorenzo Giovannetti, Federico Ambrosio, Giordi Burgaia, Ciavi Rubio, Martì Casas, Morgan Antonioni, Giacomo Maremmani. E dunque sono 49, se non vado errato, i punti di differenza fra le due squadre, però come si suol dire tutte le gare vanno giocate. Vediamo che il Forte Marmi inizia praticamente con un quintetto anomalo. Beh sì, aveva annunciato nei giorni scorsi che avrebbe fatto un po' di turnover mister Orlandi, parte subito con Lorenzo Giovannetti nel quintetto, gli altri in realtà tanto anomali non sono, Marti Casas, Xavi Rubio e Jordi Burgaia. Certo è che, come dicevi, il divario in classifica c'è e sicuramente insomma pesa su questa partita. 49 punti di distacco, 50 punti il Forte attuale capolista. Tanto Marti Casas prova subito il tiro, un solo punto invece quello conquistato dal Breganze. Se vogliamo giusto un altro dato, Fabrizio, prima citato Paul Galiffa che è un po' il bomber della formazione vicentina, 16 reti il bomber del Forte dei Marmi, Federico Ambrosio, capocannoniere della Serie 1 attuale, 38, quindi insomma un divario notevole anche per quello che è l'aspetto realizzativo. Che dire di questo Breganze? Purtroppo, come dicevi tu, è una nobile decaduta, è una squadra che per problemi economici e per decisioni anche di investimento per il futuro ha deciso di intraprendere questo progetto che negli anni sicuramente potrà portare buoni frutti. Quest'anno purtroppo la condanna all'ultimo posto. Senza ombra di dubbio. Intanto vediamo i quintetti in pista. Avevamo detto già del Forte Marmi con Gnata fra i pali, Casas, Giovannetti, Burgaia e Rubio. Dall'altra parte il portiere, se non vado errato, dovrebbe essere Bigarella. Poi Dal Santo con il numero 7 abbiamo Galiffa, appunto il bomber, Ghirardello, giocatore che ha anche vestito la maglia azzurra, e l'altro giovanotto con il numero 17 è Compagno. Intanto il Forte dei Marmi può ripartire dopo 2 minuti di gioco, 0-0 risultato. Burgaia per Casas, Casas ancora dall'altra parte per Ciavi Rubio, per Burgaia ancora, si allarga, poi fa partire il tiro che passa sopra la traversa, ma è stata toccata, dice il signor Davoli, che questa sera è in coppia con Roberto Toti, arbitrano la gara. La sfera è stata spizzata dal portiere, dunque sfera alta, riprende la formazione allenata da Alberto Orlandi. Ancora un tiro, una deviazione, ma la pallina questa volta viene assegnata al Breganze. Sono i veneti che vanno a batterla, vertice alto, battuta in questo momento, Ghirardello in profondità per Compagno, cerca e trova Galiffa che parte da lontano, poi la cede ancora per Ghirardello, al centro per Galiffa, ma interviene Gnata, recupera la sfera a Casas, rilancia su Burgaia, supera l'avversario, arriva al limite dell'area, dietro porta, l'alza e schiaccia, fa la barba al palo, niente di fatto, ancora il rosso-blu la manovra con Casas. Ciavi Rubio, fascia destra per lui, in profondità c'è Burgaia che riceve, cambia tutto, ancora il giro palla del Forte dei Marmi per linee esterne. Burgaia adesso cerca di arrivare al limite della porta, si rifugia dietro la gabbia,
il filtrante non arriva, dunque può ripartire il Breganze che va alla conclusione con Dal Santo, la deviazione, sfera fuori dal rettangolo di gioco. Sono passati 4 minuti nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0, 0-0 anche per quanto riguarda i falli di squadra, con il Breganze che va a battere al vertice basso alla sinistra di Riccardo Gnata. Gnata ex breganzese, cresciuto nelle giovanili, sfera persa, la riconquista Burgaia, ma c'è l'anticipo buono di Ghirardello per Dal Santo, che poi però sbaglia tutto. Giovannetti da solo fra due maglie, poi la sfera si allunga troppo, fa buon mestiere quello di Ghirardello. Galiffa adesso, fascia destra, avanza, arriva fino dietro la gabbia di Riccardo Gnata, finisce a terra l'area di rigore ma non c'è fallo, si era appoggiato, è Rubio ancora, il tiro di Rubio, la parata del portiere, la sfera recuperata dal Breganze che torna in avanti. Filippo Compagno supera un avversario, poi la sfera viene allontanata all'indietro, la conclusione del tentativo di spizzata non riesce, ancora in avanti Casas, prova sul primo palo, la sfera rimane lì ma è molto bravo Dal Santo ad allontanarla. Ghirardello, lui alla conclusione, passa al lato, la recupera Xavi Rubio, si corre da una parte all'altra, Xavi Rubio, missile di Rubio fuori dallo specchio della porta e dunque il Breganze che può ripartire. Sono passati praticamente 4 minuti e mezzo, ci sono 49 punti, ma qui se si corre avanti e indietro poi alla fine non è che si vedono molto. No, tra l'altro il Forte deve cercare di essere un po' più incisivo sotto porta. È chiaro che tutta l'inerzia della partita sta sulle stecche dei giocatori versigliesi che devono un po' dettare il ritmo e lo stanno facendo, ma proprio sotto porta devono cercare di essere più incisivi e cercare di chiudere quanto prima la partita. All'andata gli riuscì alla squadra di Orlandi in un paio di minuti di mettere subito la gara sui binari giusti. Intanto, attenzione, ci ha provato Marti Casas con questa girata al volo, non gli è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. Dicevo, deve cercare di chiuderla perché poi il Forte è anche quello reduce da una partita molto impegnativa come quella di mercoledì, scusate, contro il Lodi, e quindi anche a livello fisico paga un po' il dazio di quella trasferta e contro questo Breganze che invece ha una settimana piena di riposo e che ha poco da perdere, che intanto Burgaia porta praticamente sguarnita, non riesce a centrare lo specchio. Questi sono gli errori da evitare, Fabrizio. Senza ombra di dubbio, aveva tutta la porta aperta, poteva addirittura sistemarsela un attimino che la sfera, invece andiamo a guadagnarci il niente. 19-22 alla fine, fallo di squadra fischiato al Forte dei Marmi perché Burgaia dopo il fischio ha allontanato la sfera, non è ancora segnalato sul tabellone ma le indicazioni del signor Luca Lossi al banco, arriva in questo momento, infatti al banco dei cronometristi era chiarissimo. Galiffa a possesso di sfera dietro porta per Compagno, poi c'è la sfera ancora per Compagno, tenta un improbabile alza e schiaccia, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco ma c'è una deviazione rosso-blu, dunque la punizione in favore del Breganze. Vertice basso alla destra di Riccardo Gnata, Galiffa attaccato, mantiene il possesso della pallina, si ferma, non ha compagni su cui appoggiare, la sfera la recupera dunque Casas che supera un avversario, il secondo, arriva dietro porta, si ferma, aspetta il piazzamento per Rubio, ancora Rubio, poi gran mestiere e a questo punto il Forte Marmi recupera in maniera carambolesca la sfera. Bisogna ragionare, andare a manovrare, soprattutto cercare di infilare quella pallina nel sacco. Ancora Rubio in possesso di sfera, indietro il tentativo, l'arbitro dice che c'è il fallo di Lunetta, la punizione in favore del Breganze che torna nuovamente in avanti. Dal Santo cerca un filtrante che non riesce, poi è Compagno in possesso di pallina, la recupera ma in maniera fallosa Burgaia, la punizione in favore del Breganze ancora. Il fatto che comunque nemmeno Orlandi stia sottovalutando l'impegno della sfida è dato anche dal fatto che comunque tra i pali a difenderli c'è Richignata e non Leonardo Bertozzi dal primo minuto. Avrebbe potuto dare un po' di respiro anche al suo portiere ma non l'ha voluto fare proprio perché secondo me temeva Fabrizio un po' di gap fisico
Orlandi in questa gara. Il Breganze sta dimostrando comunque di riuscire a tenere abbastanza botta, soprattutto in fase difensiva, riesce a chiudere bene gli spazi, ha due, come ricordavi tu, che sono ben smaliziati come Ghirardello e soprattutto Dal Santo, che può fare anche la differenza con la sua potenza al tiro. Quindi attenzione, perché il Forte deve cercare di chiuderla quanto prima. Qui Giovannetti la spara alta, peccato perché si era smarcato bene il giovane del Forte dei Marmi. Senza ombra di dubbio un gran passaggio di Burgaia, ma lui si era mosso veramente bene. Ci prova adesso e questa volta è il portiere a dire di no a Casas. Ancora Burgaia in possesso di pallina, da questi a Rubio. Rubio che scende sulla fascia, attaccato Casas, missile di Casas, deviazione. E l'hanno studiata veramente bene, non consentono il tiro dalla media distanza del rosso-blu almeno fino a questo momento. Vediamo quello che si inventeranno i nostri ragazzi per bucare il portiere. Tutto pronto per la battuta. Rubio sulla sfera, vicino a lui c'è Giovannetti. Chiesta la distanza da parte di Xavi Rubio. Il signor Davoli cerca di far arretrare gli atleti in rosso-nero. Ci prova la traversa, il palo dice di no a Casas, che sul tocco di Rubio è andata alla conclusione immediata. Burgaia dall'altra parte per Rubio. Ancora Rubio al centro, Casas, deviazione ma fuori dallo specchio della porta. La recupera Dal Santo che vola in fascia destra. Il missile di Dal Santo è deviato. La sfera recuperata però ancora da Dal Santo. Su di lui si porta Casas. Poi in seconda battuta è Burgaia, dar manforte al compagno. Rubio per Casas, bravo Martì al centro, Giovannetti troppo arretrato. Il tentativo di Rubio in una buona azione dei rossoblù, finisce alto sopra la traversa. Attenzione a Ghirardello, va alla conclusione, la sfera tocca il soffitto, dunque la punizione, o meglio l'ingaggio a centropista quando mancano 16:34. 0-0 resiste il Breganze. Ancora non vediamo movimenti sulle panchine. Ne ha ben ragione ovviamente l'allenatore veneto. Ancora Ghirardello, compagno per Galiffa, dall'altra parte Ghirardello ancora arretratissimo, mette una sfera in avanti, sporcata, la recupera Burgaia, la rilancia per Rubio. Rubio affronta la fascia sinistra, incrocia con Casas, la posizione giusta è anche quella del portiere però, che se la vede arrivare è riuscito ad alzare il guantone. Attenzione adesso Galiffa dietro porta, due su di lui, la sfera è recuperata nonostante tutto. Ancora Casas per Rubio, poi ancora Martì, ancora il portiere a dire di no in quella che è stata una buona combinazione del rosso-blu ma che non ha portato frutto. Può dunque tornare in avanti il Breganze. Si è difeso molto bene il Breganze nell'occasione precedente, aveva lasciato soltanto lo spazio del primo palo coperto molto bene da Bigarella. A quel punto sì, Casas è riuscito ad arrivare alla conclusione dalla corta distanza, ma di fatto è impattato unicamente sul portiere. Mi pare un Breganze molto preciso, tanto qui arriva la botta del numero 17 compagno. Dicevo, Breganze molto ordinato, soprattutto in difesa, molto concentrato. Il Forte sta trovando un po' di difficoltà, secondo me Orlandi sta già pensando a qualche rotazione, mi viene in mente Motaran che dalla distanza può scardinare un po' una difesa così chiusa come quella del Breganze. Senza ombra di dubbio è sempre difficile, l'hai nominato e si è alzato dalla panchina. Arriva il Forte Marmi comunque in avanti, Rubio, Giovannetti attaccato, resiste alla carica, poi al momento di caricare il tiro viene attaccato ancora. Subentra allora Burgaia, ancora Rubio, cerca filtrante al centro che non riesce, è Casas adesso per Rubio ancora, che punta l'avversario, finisce a terra in area. Casas prova l'alza e schiaccia Rubio da dietro porta con il casco, il portiere gli dice di no. Intanto è chiesto un time out dalla panchina del Breganze. Galiffa, 14 minuti alla fine del primo tempo, 0-0 risultato, con un Breganze che difende in maniera molto ordinata e cerca di andare a trovare il varco in avanti.
ancora Burgaia, Rubio si allunga la sfera, la riconquista, la riporta indietro, ancora Rubio per Burgaia, punta l'avversario, si allarga il tiro sporcato, ma è Giovannetti che la dà all'indietro ancora per Rubio. 22 i secondi dell'attacco rossoblu. Giovannetti, missile Giovannetti alto di un soffio, sulla ribattuta non ci arriva Burgaia che si era messo bene al centro dell'area e siamo già in avanti, ma la riconquista Casas, tiro sporcato. Intanto il primo cambio è entrato il numero 5 Agostini, giocatore giovanissimo, a fargli spazio è stato Compagno. Ghirardello ci prova dritto per dritto, non ha difficoltà Riccardo Gnata. Intanto ecco il cambio, fuori Casas, dentro Maremmani. E vediamo adesso Giovannetti per Motaran e vediamo se le mosse del nostro Albertone Orlandi daranno i frutti sperati. Intanto la girata di Maremmani, che adesso va a lottare all'angolo la sfera un avversario. Il fallo di Maremmani, il time out. Sentiamo Gabriele cosa cambierà con questi due ingressi. Ma ha cercato intanto di dare un po' fiato a Giovannetti, che ha fatto un'ottima partenza di gara, molto propositivo, non è riuscito ad andare a rete, ma in un paio di occasioni è stato anche pericoloso dalle parti di Bigarella, bravo il portiere del Breganze. E come dicevo, io mi aspettavo soprattutto l'ingresso di uno come Motaran, perché uno con un potente tiro dalla distanza al forte in questo momento può solo che far comodo. Abbiamo tentato con un quintetto molto corto, verrebbe da dire, no? Se si parlasse di basket, di cercare di prenderli in velocità, non ci siamo riusciti. Chiaro che adesso serve un po' più di potenza. Motaran in questo è un'eccellenza pura, tra l'altro può permettere, inserendo un difensore un po' più puro come appunto Motaran, di andare un po' più avanti, soprattutto a Burgaia, che l'abbiamo visto fare un po' la spola in questi primi 10 minuti di gioco, e quindi mi aspetto un po' più di dinamismo da parte del Forte e molti più tiri nello specchio della porta. Vedremo se riuscirà a dare un po' questa incisività la squadra di Orlandi. Maremmani già si è fatto vedere un po' fiacca la girata, però insomma ha i numeri per riuscire a fare anche la differenza in area di rigore, soprattutto per liberarsi un po' lo spazio per il tiro. Dunque Bigarella, poi abbiamo con il numero 2 Battaglin, Galiffa e dovrebbe essere Agostini e Dal Santo, questi 5 in rosso-nero. Gnata, Motaran, Rubio, Maremmani e Burgaia, quelli in rosso-blu. Tentativo di spizzata di Maremmani sul passaggio di Burgaia, la sfera è ancora per il Forte dei Marmi. E Motaran, arriva Motaran in area, va alla conclusione, la sfera si ferma sotto il corpo del portiere, c'è l'ingaggio, dunque si riprende all'angolo alla destra di Bigarella, all'angolo basso. L'ingaggio Maremmani e Galiffa sulla sfera, alla meglio il Forte dei Marmi. Burgaia in possesso di pallina, la gira all'indietro per Rubio, cambia dall'altra parte dove c'è Motaran all'indietro, Burgaia ancora, domestica una sfera un po' rognosa. E ancora il Forte dei Marmi con Burgaia, da questi a Motaran, la mattonella di Motaran va a cercarsela, il capitano non la trova, dunque effettua un passaggio al centro che però è preda del portiere. Agostini adesso cerca il varco, la dà in profondità per Galiffa, attaccato da Maremmani, che costa il secondo fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. A 4-0 il Breganze. Galiffa in possesso di sfera, cerca l'ingresso in area che non riesce. Motaran la riconquista, serve Maremmani fra 3 avversari, resiste anche a una carica molto maschia da parte di Galiffa. Il tiro di Rubio smanacciato dal portiere, la riconquista Dal Santo che va alla conclusione, e questa volta è il nostro Riccardo a fermarlo. Motaran, missile, mamma mia, serviva, l'avevi detto Gabriele, è entrato, ha trovato la mattonella giusta e 1-0 Motaran.
Sì, serviva questo contro una difesa molto chiusa come quella del Breganze, molto anche precisa, anche più di quello che magari ci si potesse aspettare dalla squadra veneta. Serviva uno che di potenza riuscisse un po' a scardinarla. L'entrata di Motaran ha effettivamente un po' rotto gli equilibri della pista, il Breganze non è riuscito a regolarsi in tempo. Tra l'altro è stato intelligente il capitano del Forte, perché non appena entrato in pista non ha subito tentato il tiro dalla distanza, ma ha prima cercato di continuare il gioco imbastito nei primi 12 minuti da parte della squadra di Orlandi, dopodiché è arrivata la fiammata e con la fiammata è arrivato il gol. Vigarella poteva veramente ben poco. Dunque 1-0 Forte dei Marmi, il gol del capitano Motaran. Adesso la sfera recuperata ma in maniera fallosa con il pattino da Maremmani. La punizione in favore del Breganze, che intanto ha effettuato una nuova sostituzione. Fuori Ghirardello e Dal Santo, dentro abbiamo visto, mi pare, se non vado errato, dovrebbe essere il capitano Costenaro. Adesso è Agostini con il numero 2, scusate, Battaglin con il numero 2 che cerca un varco, gioca per linee esterne, costretto dal pressing rosso-blu. Ancora lui, poi subentra Motaran, porta via sfera, aspetta il piazzamento dei compagni, si allarga, fa partire nuovamente un razzo, questa volta intercettato dal portiere. Siamo dall'altra parte con Motaran che va a riconquistarsi sfera, la riporta nuovamente in avanti, cerca e trova Burgaia al centro per Ambrosio, che però non aggancia. Ci prova Galiffa, la ferma Motaran, finisce a terra Galiffa, ma è ancora Motaran in possesso di pallina. Maremmani al centro, la sfera è riconquistata dai rossoblu con Ambrosio. Poi vediamo che c'è il fallo su Ambrosio da parte di Costenaro e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Primo fallo a carico del Breganze. 9-12 alla fine, 1-0 il risultato. Sinceramente, per quello che erano le aspettative, pensavo in qualcosa di più importante, ma intanto il Breganze riconquista sfera dopo il tentativo di Ambrosio, la mette al centro e occasionissima per il Breganze, che arriva alla deviazione con il numero 5 Agostini. Adesso è Burgaia in possesso di pallina, la cede a Motaran, tiro di Motaran, tentativo di spizzata da parte di Ambrosio, fuori dallo specchio della porta, poi riconquista sfera il Breganze, cerca di andarsene, ma lì c'è un signore che si chiama Motaran, non fa passare nessuno, men che meno il numero 2 Battaglin. Rimbalzo maligno sulla sponda, deve lottarsela Ambrosio, l'arbitro decide per l'ingaggio. 8-25, intanto fuori anche Burgaia, rientra Casas e adesso vediamo che Orlandi vuole allargare il risultato, lo sta dimostrando con i cambi e gli inserimenti. Sfera al centro, Maremmani addomestica la pallina, poi però non riesce a girarla in porta, pallina che schizza lontana, ci sono 10 secondi per il recupero, fa cenno l'arbitro, c'è stata la deviazione. Intanto Motaran supera un avversario, anche il secondo, poi la girano indietro, Casas per Maremmani, in orizzontale per Motaran, 7,56 alla fine, 1-0 il risultato, paga il gol di Motaran. Martì Casas, spintonato, resiste la carica, ci prova, intercettata la sfera, siamo ai limiti dei 40 secondi. Riparte il Breganze, 7,35. Tanto c'è la sfera ancora per Battaglini, da questi a Ghirardello, per il numero 29 Costenaro, ancora lui, Ghirardello, non riescono a liberare la propria metà pista in 5 secondi e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi.
ha alzato un po' il pressing il Forte dei Marmi, soprattutto con l'ingresso di Ambrosio. Abbiamo visto subito andare ad attaccare il possessore di palla avversario. Intanto vediamo Marti Casas dietro porta, scambia. Adesso il Forte ha messo un po' un quintetto decisamente pesante, soprattutto sotto il livello offensivo. Motaran dalla distanza, ancora Bigarella ci mette un po' del suo, spallina sporcata anche dalla difesa. Fatto Ghirardello, va da Costenaro, poi torna di nuovo dal numero 2 del Breganze, Battaglin. Dietro porta ancora ci prova il Breganze, che comunque sta mostrando, Fabrizio, un discreto gioco, anche un discreto coraggio, nel senso non si sta comunque andando a, diciamo, spegnere un po' la partita, sta giocando a ritmi decisamente alti per gli standard della squadra vicentina, soprattutto con questo quintetto del Forte molto improntato all'offensiva. Ancora Ambrosio recupera pallina, adesso il Forte si distende, la velocità ovviamente dei rossoblù è quella che fa la differenza in questi casi. E ti dirò che da quando sono entrati i due ragazzi, Battaglini e Agostini, mi sembra che stiano manovrando in maniera decisamente più pericolosa che non quando c'erano i pezzi da 90, fra virgolette. Tanto la sfera al centro per Casas, che va all'impatto ma è troppo addosso al portiere, non ha difficoltà Bigarella, ci prova adesso col giochino dietro porta, non riesce. La sfera recuperata dal numero 29 Costenaro. Sì, potrebbe essere una tattica anche intelligente quella di Mister Gonzo sull'1-0, cercare di mettere giocatori magari con una caratura un po' più offensiva, molto più, che danno un po' più di rapidità al gioco, in modo tale da cercare di prendere un po' in contropiede un Forte che sta cercando ovviamente di indirizzare la partita verso la sua chiusura, non riuscendoci tra l'altro, perché è ancora sull'1-0. Intanto rigore, qui un po' di mestiere Federico Ambrosio ce l'ha messo, ma in questi casi si sa, l'esperienza poi alla fine la vale, ha un po' accentuato la caduta, il contatto c'è stato, rigore direi ineccepibile, Fabrizio. Senza ombra di dubbio è stato toccato, poi ovviamente lui è un gran marpione da avanti, riesce, insomma, però il contatto oggettivamente c'è stato e dunque si riprenderà fra 40 secondi dopo questo time out con un rigore. Che dire, il gol, cioè i ragazzi, volevo dire, del Breganze adesso addirittura credo che siano tutti breganzesi o comunque là di zona, ragazzi molto giovani, se escludiamo Ghirardello che fa da chioccia a Costenaro, il 17 dovrebbe essere Compagno e poi dovremmo avere in pista ancora il numero 2 Battaglin. Insomma, sono ragazzi che hanno sicuramente, possono fare la differenza, a livello giovanile hanno fatto spesso la differenza, cioè questo può essere anche un progetto scelto e voluto dalla società, anche se credo che dubitasse di arrivare a questo punto con un solo punto in classifica, speravo forse in qualcosa in più. Sì, sicuramente una classifica penalizzante, intanto dando un'occhiata al portiere, noi ovviamente non ha il numero dietro la schiena, ma sul pantaloncino è il 23, quindi credo sia Zanfi in porta e non Bigarella, ci scusiamo ovviamente per questo misunderstanding. Fabrizio. Senza ombra di dubbio, a maggior ragione ancora il tiro, bravo a fermare con il pattino, adesso poi però insomma, signori, gliela pari una volta ma poi diventa pericolosissimo, è rimasta lì la pallina, Ambrosio non ha fatto altro che raccoglierla e segnare il 2-0 quando mancano comunque 5 e 15 alla fine del primo tempo. Breganze che torna in avanti, la sfera è per Ghirardello, da questi al numero 2 Battaglin, poi la recupera Motaran, tenta la triangolazione ma legge bene l'azione Ghirardello che porta via sfera per i suoi. Adesso va alla conclusione, Ghirardello e Gnata hanno giocato dalle giovanili fino a pochi anni fa insieme, perciò si conoscono molto bene. Ancora Battaglin in profondità e Compagno, ancora Battaglin in fascia destra, attaccato molto bene da Mare in Mani, poi la sfera carambola sul retro della porta, dunque c'è l'ingaggio, bisogna risistemare la porta e prepararsi all'ingaggio vertice basso alla destra di Riccardo Gnata.
Tanto nuovamente un cambio, fuori Costenaro e dentro Dal Santo, con Ambrosio che punta l'avversario, poi cerca l'appoggio morbido, non gli riesce per l'intervento del portiere, ma è ancora il Forte dei Marmi. Davide Motaran, 4:14 alla fine del primo tempo, la sfera per Maremmani per Ambrosio. Ancora Ambrosio cerca e trova il tiro di Martí Casas, ma la sfera è già in rosso-nero. Porta avanti pallina, poi se ne va a Maremmani, rilancia per Martí Casas, Casas dall'altra parte per Motaran, missile di Motaran, deviazione, sfera fuori dal rettangolo di gioco, punizione in favore del Forte dei Marmi. 3:43 alla fine. Si recupera adesso la pallina, nuovamente un cambio in pista con il numero 4 Guido Sgaria. A fargli spazio è stato il numero 2 Battaglin, ma ancora vediamo l'arbitro che richiama all'ordine i giocatori, bisogna ripetere la battuta. Ambrosio in possesso di pallina, cerca e trova ovviamente Maremmani dopo il tocco di Casas, da questi a Motaran che si allarga, supera un paio di avversari, entra in area, poi al momento del tiro non c'è tantissima precisione, ci prova ancora comunque il Forte dei Marmi. Motaran per Maremmani Casas per Ambrosio per Casas, il tiro parato dal portiere, poi c'è il fallo e il signor Davoli assegna nuovamente rigore. Sì, bisogna dare nota di merito a Zanfi perché comunque sta parando, insomma, sta facendo parate molto importanti, che questa su Martí Casas è nata da una giocata orchestrale molto bella. C'è da dire che con Ambrosio e Motaran in pista, diciamo, l'attacco del Forte si illumina ogni volta che prendono velocità. Maremmani intanto sul dischetto del rigore, vediamo quando tutto è pronto, stanno facendo un po', addrizzando la linea degli avversari. Tutto è pronto, può partire Maremmani, para con il casco Zanfi, ancora Maremmani ci riprova, stavolta però non gli esce la giocata con la Federico Ambrosio. Zanfi ci mette il pattino, altre due parate che vanno ad aggiungersi al libro delle glorie di Marco Zanfi di questa sera. Orlandi lo dice spesso, contro di noi i portieri fanno le partite della vita, Zanfi stasera sta sicuramente firmando la sua. Senza ombra di dubbio. Attenzione, intanto la sfera messa al centro per Ghirardello, attaccato da Motaran. Riesce poi con l'aiuto di Casas a liberarsi della pallina. Ancora Casas, il tiro di Casas è però fuori dallo specchio della porta. Dal Santo recupera la sfera, torna in avanti, finisce a terra Casas. Tentativo di conclusione da parte di Dal Santo, Murato, compagno, attaccato Motaran su di lui, poi c'è il fallo di Motaran, dice l'arbitro, la punizione in favore del Breganze, c'è un richiamo ufficiale a carico di Martí Casas. Dunque si riprende con la punizione, chiesto nuovamente il time out da parte del Breganze. 2-0-6, 2-0 il risultato. Il gol di Motaran al 14esimo, al 20esimo il raddoppio su rigore di Ambrosio. Per la verità il rigore era stato parato, sulla ribattuta Ambrosio fa secco Zanfi. Ancora l'attacco con Ghirardello, Niata recupera, rilancia per Ambrosio, Casas, Ambrosio, ancora Casas, Maremmani, Motaran, cerchio di centropista per il rosso-blu, escono adesso dalla zona buia con Maremmani, Casas, Motaran, scende sulla fascia sinistra, sporcato in una qualche maniera, il controllo con il pattino dice l'arbitro, la punizione è il time out, quello corto, quando manca un primo e 35. È comunque un Forte dei Marmi che non riesce ad allargare questo risultato, non decolla.
Beh, è un Forte dei Marmi che sicuramente sta pagando caro lo scotto, insomma, della partita di mercoledì, perché comunque lì si sono giocati 50 minuti non eccessivamente frenetici, non all'altissimo ritmo, ma sicuramente con tanta tensione sulle spalle da scaricare in pista e soprattutto tanta tensione per non commettere l'errore fatale per perdere poi una partita decisiva. Stasera forse c'è il contraccolpo, cioè un po' più di rilassatezza. Certo è che la partita sul 2-0 nell'hockey è ancora aperta e quindi anche se di fronte ai ultimi in classifica non puoi abbassare la guardia. Bisognerà capire, Fabrizio, ora manca 1 minuto e 35 alla fine del primo tempo, se con la ripresa Orlandi proseguirà in questo turnover, mi immagino soprattutto tra i pali, se lascerà Richignata o inserirà Bertozzi come tutti un po' alla vigilia si stanno aspettando. Sarebbe sicuramente una grande prova di fiducia per il secondo portiere, ma chiaro che il mister deve fare un po' i conti con pregi e difetti, comunque insomma, soprattutto il fattore rischio, perché in palio, ricordiamolo, c'è comunque un primato che non è così sicuro per il Forte dei Marmi per il momento. No, non è decisamente sicuro e non so quale sarà la decisione di Alberto, adesso vediamo un po' cosa riuscirà a fare. Certo è che se il fallo è ancora dei rossoblù, certo è che se Bertozzi è costretto a rimanere in panchina sa con chi se la deve prendere stasera, insomma, perché non è che gli hanno, probabilmente si aspettava tutt'altra gara, insomma, il Forte dei Marmi oltretutto ha avuto anche delle buone occasioni, ma non è riuscito a concretizzare, probabilmente non c'è tutto quel pathos che abbiamo vissuto sulla pista di Lodi. Ancora il Forte dei Marmi che deve difendersi, ci prova Dal Santo, niente da fare, sfera all'indietro, mare e mani, 37 secondi per Ambrosio, attaccato ancora dall'altra parte per Motaran, Casas, Motaran ancora, mancano 23 secondi, comunque vedo Alberto che sorride in panchina, perciò tutto sommato si sente serena e tranquilla. La pallina è riconquistata dunque dal Breganze che può andare all'ultimo tiro, lo effettua in questo momento, si sacrifica Maremmani, sfera ancora lì, passa al lato, la prende Motaran, va alla conclusione ma è alta sopra la traversa, c'è niente di fatto. 2-0 risultato alla fine del primo tempo fra GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi e Hockey Breganze, il gol di Motaran al 14esimo e sulla ribattuta dopo la parata del portiere Zanfi il rigore di Ambrosio ribattuto dal portiere, Ambrosio la prende e la butta dentro, poi al 22esimo rigore affidato a Maremmani che se l'era guadagnato ma viene parato dal portiere, sia il tiro che la ribattuta. Che dire, manca 25 minuti di gioco, vediamo adesso quello che saranno, quanto sarà soddisfatto il nostro mister Orlandi, anche perché lo capiremo appena le squadre rientreranno in pista. Sì, bisognerà capire che tipo di approccio darà la partita, perché deve valutare ovviamente le energie rimaste al Forte dei Marmi. Mi aspetto un bel po' più di minutaggio, soprattutto ai veterani che invece avrebbe preferito mantenere in panchina. Sul 2-0 non si può abbassare la guardia anche contro l'ultima in classifica, perché comunque al di là del rispetto dovuto, insomma, a un blasone come quello del Breganze, c'è comunque il rischio, insomma, di poter vedersi riaprire una gara che per il momento è sicuramente a trazione rossoblù, ma si è visto un Breganze che comunque tanto remissivo non lo è. Quindi staremo a vedere quale sarà la decisione di Alberto. Direi, Fabrizio, ci vediamo direttamente con il secondo tempo. Bene, io ringrazio l'amico Gabriele Buffoni per il commento, l'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, anch'io vi saluto, ci risentiamo fra qualche minuto alla ripresa della gara.
Bene, riprendiamo la linea qua dal Palahockey di Forte dei Marmi. Avevamo detto che con l'inizio del secondo tempo avremmo visto quelle che sono le idee di Alberto Orlandi. L'idea di Alberto Orlandi è improntata alla prudenza, visto che riparte così come la partita alla fine del primo tempo, cioè cognata fra i pali, Giovannetti, Burgaia, Rubio e Casas. Dall'altra parte abbiamo Zanfi, Dal Santo, Ghirardello, Galiffa e, se non vado errato, dovrebbe essere Agostini. Adesso lo vedremo quando avremo la maglia in favore di numero. Dunque, insomma, un po' di timore sembra esserci. Beh, è un timore giusto, nato da un primo tempo per lunghi tratti, giocato sì con il pallino del gioco in mano, ma sullo 0-0. Il primo gol, ricordiamolo, è arrivato solo al 14esimo, dopo che Orlandi dalla panchina ha mischiato un po' le carte in tavola, inserendo dentro uno come Motaran che dalla distanza è veramente letale. È un Breganze questo coriaceo, mi verrebbe da dire, forse l'aggettivo più giusto, che in difesa riesce a coprirsi veramente bene, lo vediamo anche adesso, riesce sempre a tagliare via gli spunti per la penetrazione dentro, e poi quando si prova, come in questo caso, a servire il perno offensivo, in questo caso Giovannetti, c'è Dal Santo che dalla sua esperienza ci mette un po' del suo. Poi magari falliscono ad andare sulle seconde sfere, ma si richiudono subito a cercare di dare densità. Qui non ci riescono, Casas fa il tiro, un po' fiacco per la verità. Può ripartire il Breganze proprio con Agostini, però qui c'è l'esperienza di Burgaia a metterci la stecca. Che dire, il Forte secondo me dovrà partire un po', forse l'impressione è quella che stia facendo proprio questo tipo di gioco, cercare di partire in velocità, provare a prendere subito in controtempo l'avversario, segnare il terzo gol. Con il 3-0 forse poi le cose cominciano ad andare anche per inerzia a favore dei rossoblù. Vediamo intanto Giovannetti che recupera una sfera, la serve a Rubio. Rubio che esce dalla zona buia, si allarga in fascia sinistra, fa partire il tiro che però è ben fermato dal portiere avversario. Adesso Ghirardello soffia sfera, porta avanti la pallina, si ferma al limite dell'antigioco, la gira all'indietro, Dal Santo un possesso di sfera, Agostini, giovane del vivaio su cui punta molto il Breganze, ancora Agostini, pressato, riesce comunque a servire Dal Santo, pressing un po' più alto dei rossoblù sul portatore di sfera, Galiffa per Ghirardello, alla conclusione sfera alta, finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Forte di Marmi. Intanto se ne sono andati 2 minuti nel corso del secondo tempo, risultato ricordo 2-0, falli 3 a carico del Forte di Marmi, a quota 1 il Breganze, squadre che pensano a giocare, con Rubio che si ferma, aspetta un compagno, lo trova in Burgaia, si allarga Burgaia, fra due avversari, si chiudono le maglie rossonere su di lui, dunque torna a far girare la sfera il Forte di Marmi. Attaccato alla sponda Rubio, su di lui c'è Galiffa, riesce ad andarsene Rubio a servire, poi la sfera per Giovannetti che sul rimpallo gli arriva a fil di stecca, non ci pensa neanche un secondo e fa il 3-0 con tiro di prima intenzione. È un gol molto importante, oltre che pesante per la partita, anche per il giocatore che insomma ha giocato un ottimo primo tempo anche in fase difensiva, con tanti spunti. Tanto attenzione, Agostini qua mette un po' in difficoltà Ignata, che però riesce in qualche modo a deviare la sfera. Bello anche il tentativo del giovane breganzese, come dicevi tu è uno dei giovani del vivaio su cui sta puntando la società veneta. Tornavamo a parlare del gol di Giovannetti, un gol pesante, l'abbiamo detto in apertura proprio di telecronaca di questo secondo tempo. Il 3-0 era importante da raggiungere il prima possibile, anche per dare un po' più di tranquillità, di respiro a un Forte dei Marmi affaticato dopo il match di mercoledì a Lodi. Arrivato da Giovannetti è un ulteriore, diciamo, punto a favore della scelta di Orlandi di dare fiducia anche ai più giovani della rosa. Secondo me anche Antonioni avrà spazio in questa partita a questo punto. Senza ombra di dubbio, intanto 3 gol di vantaggio per il rosso-blu. Ancora Galiffa cerca un compagno, poi è costretto a far tutto da solo, controllato da Rubio. Trova adesso Dal Santo, la gira all'indietro. L'errore è quello che hanno fatto prima il rosso-blu, la sfera finisce lontana. Dal Santo tenta un tiro dalla lunghissima distanza per evitare la punizione, finisce fuori dal rettangolo di gioco sul tocco di Burgaia, la punizione in favore dei vicentini
battuta in profondità per Agostini, su cui però subentra Casas, l'accelerazione di Casas, la manovra per Giovannetti, ancora Rubio per Casas, mantiene il possesso della pallina, dribbling, la sfera per Giovannetti, per la corrente Casas che tocca ancora il palo, niente da fare, ancora il Forte dei Marmi ma la manovra con Giovannetti, cerca e trova Burgaia, si gioca nello stretto, adesso la sfera all'indietro, respiro per Xavi Rubio, in giravolta supera un avversario, poi si porta al limite dell'area, invece di tirare cerca l'appoggio ma è buona preda di Califfa. Ancora il Forte dei Marmi in possesso di pallina, Giovannetti attaccato da Califfa, resiste, poi l'arbitro dice che c'è il fallo di Giovannetti, la punizione e il quarto fallo di squadra a carico dei rossoblu, la punizione è per il Breganza, Agostini per Galiffa, ancora poi Galiffa dietro porta, poi va alla conclusione ma passa al lato, Rubio riconquista pallina per i suoi, Burgaia, tiro di Burgaia, passa al lato, ancora Burgaia in possesso di sfera, si ferma dietro porta, domestica la pallina, la serve a ritroso, ancora Rubio, deve superare la guardia di Califfa, riesce servendo Burgaia, sporcato il tentativo di Burgaia, ancora lui che va alla conclusione, la deviazione, sfera fuori ma la pallina ancora per il rossoblu che hanno ancora una manciata di secondi, poi Burgaia in giravolta si libera bene ma sulla conclusione è troppo debole, è bravo il portiere, ma è ancora il Forte dei Marmi che cerca di riconquistare sfera, resiste la carica dal Santo, Califfa, tentativo di andarsene, poi c'è il fallo di Califfa, la punizione in favore del rossoblu, costa il secondo fallo a carico del Breganze. Rubio per Casas, per Burgaia, ancora la sfera in profondità per Rubio, Rubio che la domestica, arriva dietro porta, cerca un compagno, incrocia Giovannetti, poi è costretto a servire a ritroso Burgaia, si accentra Burgaia, il tentativo è per Rubio, tenta Rubio di alzare la sfera, niente da fare, poi si gioca in un fazzoletto, non c'è nessuno per lo scarico, la sfera è comunque ancora per il Forte dei Marmi con Burgaia, finta al tiro, serve Casas al centro per Giovannetti, niente da fare ma ancora il Forte dei Marmi a manovrare in maniera insistente, ma la difesa del Breganze ci mette un po' di tutto là davanti, intanto dentro Ambrosio e fuori Casas. Ambrosio tocca la prima sfera della ripresa. Vai. Sì. E intanto il gol arriva del numero 7 Burgaia, Ambrosio è entrato subito, assist Fabrizio, veramente incisivo. Stavo per prendere la parola per dire che anche le rotazioni sono tornate quelle tra virgolette titolari, Casas per Ambrosio per dare comunque un punto di riferimento di potenza là davanti. Rimane in pista Giovannetti, ma intanto 4-0, secondo me non si aspettava subito che la prima pallina toccata dall'italo argentino diventasse subito un assist per Burgaia. Attenzione, qua Xavi Rubio era un assist che più era quasi un tiro. Tanto il Breganze va con Paul Galiffa, invece arriva Ignata sulla pallina sporcata, va a giocare direttamente a pallavolo e la passa a un compagno. È subito Rubio che cerca il filtrante, niente da fare, la sfera è comunque ancora per Giovannetti, da questi a Rubio, scusate, Ambrosio, da Ambrosio a Giovannetti, dietro porta per Burgaia, attaccato, resiste la carica, mantiene il possesso della sfera, cambia con Ambrosio per Giovannetti, la sfera all'indietro, c'è Rubio in vantaggio su tutti, fa partire il tentativo di recupero ma Dal Santo intuisce tutto e riporta avanti la sfera per i rossoneri. 4-0 risultato, dunque 4 gol dei rossoblu, Motaran, Ambrosio, Giovannetti e Burgaia, 4 gol, 4 marcatori diversi, a conferma che tutti in questa squadra possono trovare la via della rete. Attenzione, Galiffa
per Battaglin, da questi a Dal Santo. Dal Santo ancora, la meglio però è il Forte dei Marmi. Rubio tra due avversari, a domestica sfera, cerca un compagno, lo trova nel profondissimo Burgaia, cerca Burgaia una finezza che non riesce per l'intervento proprio di Battaglin. Intanto ancora Ghirardello ci prova, ma fa buona guardia Xavi Rubio. Missile di Rubio, deviazione, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Intanto dentro Motaran, fuori Rubio. 16:22, 4-0 il risultato, e si torna a sparare missili dalla distanza. Sì, anche per dare un po' di fiato a un giocatore come Rubio, che solitamente, Fabrizio, se non fa 50 minuti a partita poco ci manca, e anche stasera sta dimostrando sempre più l'incisività che ha su questa squadra. Tutto l'anno, diciamo che quest'anno è stato un po' l'esplosione di Xavi Rubio, l'abbiamo visto anche prima con quanta personalità, diventa sempre lui il perno dell'azione del Forte dei Marmi. Intanto vediamo in panchina non solo Maremmani pronto alla balaustra, ma anche riscaldarsi Antonioni, segno che sul 4-0 Orlandi comincia a essere abbastanza sicuro dell'inerzia della partita, da schierare un po' il turnover annunciato alla vigilia. Tanto è Ambrosio che porta via una buona sfera, ma poi rimbalza sull'arbitro, favorisce Ghirardello, da questi a Dal Santo, che al momento del tiro la controlla col pattino. La punizione in favore del Forte dei Marmi già battuta. Burgaia in possesso di sfera, si allarga Burgaia, non può andare alla conclusione, controllato dall'avversario. Motaran per la sfera, Giovannetti ancora per Motaran, poi bravo Battaglin a contrastare il capitano rossoblu, finisce a terra Battaglin e Motaran. Vediamo che è la decisione dell'arbitro, l'ingaggio, non c'è fallo, opta per l'ingaggio. Sì, credo che abbia optato per l'ingaggio, che i due giocatori si sono di fatto incastrati sotto l'arbitro, che aveva cercato di sollevarsi, ma erano rimasti letteralmente schiacciati tutti e tre contro la balaustra dall'impeto di Battaglin, che comunque contro uno come Motaran ci è andato con grande coraggio. Senza ombra di dubbio, Maremmani in possesso di pallina, attaccato, resiste, la dà al centro ma non c'è nessuno. Attenzione il contropiede dei rossoneri, libera Battaglin, bravo Agnata a non farsi sorprendere, sfera dall'altra parte, Maremmani per Ambrosio che non arriva alla conclusione ma mantiene il possesso della pallina, la rigira ancora per Motaran. 14:58, 4-0 il risultato. È quasi il momento di Morgan Antonioni, uno dei bimbi di casa nostra. Ancora per Maremmani, Ambrosio cerca il filtrante al centro, non riesce, la recupera subito Motaran, la rigira in avanti. Maremmani ancora, supera Battaglin, dietro porta, sfera ritroso, pronto per il missile. La mattonella è quella giusta, è stata allargata leggermente per l'intervento di Dal Santo, molto bene. Attenzione Ghirardello per i suoi, va alla conclusione, la deviazione, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Breganze quando mancano 14:13 alla fine della gara. E il risultato, ricordo ancora, fermo sul 4-0 grazie al gol di Motaran e di Ambrosio nel primo tempo, Giovannetti e Burgaia nella ripresa. Dunque i falli sono 4 a carico del Forte dei Marmi, a quota 2 il Breganze. Intanto il Breganze effettua un nuovo cambio, fuori Ghirardello, dentro Compagno. Battaglin e Dal Santo, poi è Compagno, ma è Antonioni appena entrato che cerca di portargli via sfera, riesce a servire Maremmani. Maremmani per Ambrosio, per Antonioni, ancora. Intanto è chiesto il time out al primo fallo, il time out chiesto da Orlandi. Ancora Motaran in possesso di pallina, Ambrosio all'indietro, Maremmani si allarga, fa partire il missile, la deviazione di Dal Santo, spara la sfera fuori dal rettangolo di gioco. C'è il time out chiesto da Alberto Orlandi quando mancano 13:38 alla fine della gara, il risultato 4-0. Motaran, ripeto, è Ambrosio nel primo tempo, poi Giovannetti e Burgaia nella ripresa.
Adesso vediamo che ovviamente, essendo stati effettuati adesso i cambi, non ci saranno movimenti se non indicazioni da parte della panchina rosso-blu. Sì, intanto è entrato in pista proprio Leonardo Bertozzi al posto di Richignata, il segno comunque che mister Orlandi voleva dare minutaggio anche al secondo portiere, che comunque non è uno che Richignata lo fa rimpiangere poi più di tanto, l'ha dato prova già in diverse gare anche quest'anno di saper dire il fatto suo anche in Serie 1, sul 4-0 contro il Breganze, insomma è un, come si suol dire, un rischio calcolato quello di mister Orlandi, anche per metterlo alla prova. Certo è che sembra, insomma, la partita, anche dando un'occhiata ai falli di squadra, partita sostanzialmente corretta, 4 a carico del Forte, 2 soli a carico del Breganze, insomma una partita che si sta indirizzando pian piano verso una conclusione che alla vigilia poteva apparire scontata, ma che per quello che si è visto stasera in realtà tanto scontata non lo è stata. Il 4-0 non è una goleada, ma è una partita che va un po' a mostrare, diciamo, la firma a caratteri sì cubitali del Forte, ma non comunque così devastante, insomma una sconfitta così devastante come poteva sembrare. Il Breganze che sta continuando comunque a difendere in maniera corretta, a cercare comunque di prendere in velocità il Forte, come in questo caso con Dal Santo che non trova per un soffio il Filippo Compagno alla sua sinistra. Dal Santo ancora cerca di orchestrare, lui che da breganzese doc, insomma, sta cercando di trascinare un po' la sua squadra. Breganzese doc, nonché uno dei migliori amici tra l'altro di Richignata, e uno che lo conosce meglio e ci ha giocato insieme per tanti anni. Sì, spesso anche a festeggiare il compleanno insieme i due, e dunque la sfera all'indietro, Motaran non va alla conclusione, serve Maremani per Motaran, ancora lui, arriva dietro porta, cerca un compagno, poi si gira e va alla conclusione ma passa al lato. La sfera ancora per Compagno attaccato, alla meglio il Forte dei Marmi, recupera il nostro bomber, poi sulla ribattuta del portiere ci prova Antonioni ma è troppo addosso a Zanfi e dunque ne esce un nulla di fatto. La punizione in favore del Breganze, la soffia subito e va a metterla dentro con una tecnica sopraffina e fa doppietta personale. Ambrosio è andato a portare via sfera all'avversario, poi si trova a tu per tu con l'incolpevole Zanfi che ci prova ma non ci riesce, dunque Ambrosio per il 5-0. Eh sì, e sono, se non mi sbaglio, Fabrizio, credo 38 gol, ora vado a ricontrollare le statistiche aggiornate, 38 reti, dovrebbero essere, no, 40 reti tonde, arriva giusto ora il dato, 40 reti tonde, quelle di Federico Ambrosio quest'anno, giusto perché togliersi lo sfizio, diciamo, dopo il poker determinante in una partita come quella di mercoledì. Oggi arrivano queste 2 reti qua contro il Breganze, sempre più tra l'altro in vetta alla classifica cannonieri, anche se poi bisognerà aggiornarla con le reti di stasera. Tra gli altri risultati il Lodi sta vincendo 11-3 a Scandiano, quindi bisognerà poi capire quante di queste reti andranno assegnate agli inseguitori di Federico Ambrosio in questa speciale classifica. Certo è che comunque sono veramente importanti i numeri dell'Italo argentino, che in vetta alla classifica fa coppia col compagno Marti Casas, qualche rete più in basso, mettiamola così, ma sempre oltre le 30 reti stagionali. Senza ombra di dubbio una coppia importante di marcatori. Intanto Ambrosio viene non trattenuto di più da Compagno ripetutamente e l'arbitro assegna il fallo di squadra numero 4 a carico del Breganze, la punizione in favore del Forte dei Marmi. 11 minuti da giocare con Maremani in possesso di sfera. Ancora Maremani cerca e trova Motaran in profondità per Ambrosio, che la mette al centro per Maremani, la domestica in una qualche maniera, riesce anche a tirarla di prima attenzione ma non è preciso nella conclusione. Costenaro dall'altra parte, c'è però Ambrosio che recupera la sfera per i suoi, rilancia per Maremani,
fra due avversari, poi alla meglio dal Santo, ti porta via sfera, ma bravo Ambrosio in fase difensiva, addomestica e porta via, ancora lui, poi ci prova sul primo palo, cerca di ingannare il portiere, sembrava quasi fosse arrivato a fine pista, invece trova il modo di indirizzarla. Poi il Galiffa, poi un rimpallo lo favorisce, mantiene il possesso della pallina, la dà all'indietro per Compagno, il tiro di Compagno passa al lato, attenzione che rimane lì, ci prova Galiffa e colpisce il palo, sfera che era rimasta vacante in area di rigore, nessuno del Forte dei Marmi va a contrastare e dunque adesso nuovamente un cambio dentro Casas e fuori Maremmani. Ambrosio per Casas, attaccato Casas, sfera all'indietro per Ambrosio, cerca un compagno, intanto pronto la luce verde del time out da parte del Breganze. 9:37 Motaran, Ambrosio all'indietro per Motaran, va a partire il tiro che passa al lato, la sfera è recuperata nuovamente da Ambrosio, 2 secondi, ci prova Antonioni dalla lunghissima distanza, impegna il portiere e consente al Forte Marmi di avere ancora 40 secondi a disposizione. Lotta Casas e compagno, alla meglio il giocatore vicentino, poi la conclusione di Dal Santo passa al lato, Antonioni è bravo a prendere sfera, a rimpostare su Motaran, Motaran fra due avversari non riesce a superare il secondo, ancora il capitano rossoblù per Antonioni, se ne va in fascia destra, poi a domestica sfera, cerca un compagno, lo trova in arretrato capitano Motaran, fa partire il missile, la deviazione, la sfera è ancora per il Forte dei Marmi, ci prova ancora Antonioni su assist, la sfera finisce oltre l'altezza regolamentare, si prenderà con una punizione in favore del Breganze. Nuovo time out, questa volta chiesto dal Breganze, che rimette in pista, se non vado errato, Ghirardello, perché ovviamente tenteranno almeno di segnare il gol della bandiera. Sì, una partita ormai che sul 5-0 insomma ha più poco da dire, va reso l'onore delle armi comunque un Breganze che per tutta la partita lo sta dimostrando anche in questi minuti, insomma ha tenuto botta e comunque sta lottando per quelle che sono le sue possibilità insomma di quest'anno, una squadra che è ultima in classifica con un punto, condannata ormai anche quasi dalla matematica alla retrocessione in Serie 2 e chi parla lo dice in questo momento con grande dispiacere perché si ricorda i tempi in cui Breganze, non tempi lontani, si parla del recente passato, era tra le prime insomma, squadre della massima categoria, e tanti match, uno in particolare te lo ricorderai sicuramente anche tu Fabrizio, quando il Forte in Eurolega fu ai tempi di Crudeli, credo il primo anno di Crudeli se non vado errato, il secondo anno scusami, fu eliminato proprio a Breganze che arrivò a giocare anche la Final Four di Eurolega ospitandola se non sbaglio in Veneto. Dispiace ovviamente che sia ridotto così il livello di competitività, ma è una, come anche ha riferito Orlandi proprio nei giorni scorsi rispetto a questa partita, è una scelta coraggiosa quella della società vicentina che non poteva evidentemente fare altrimenti, e comunque onore appunto ai ragazzi di Gonzo che stasera stanno cercando il tutto per tutto quantomeno per portare a casa un gol, il famoso gol della bandiera e non finire a quota zero. Senza ombra di dubbio sarà quello che tenteranno in questi ultimi 8 minuti di gioco e c'è da dire insomma l'ha colpito anche un palo, perciò insomma si sono andati anche vicini. Intanto ci prova ancora Casas, mantiene il possesso della pallina per Motaran che viene agganciato, messo giù, e questo è da regolamento il blu per Compagno e il tiro diretto. Vediamo chi si incaricherà del tentativo di trasformazione, Martí Casas, e adesso vediamo se riuscirà a superare il portiere Zanfi.
17-15, Casas, gancio contro gancio e fa 6-0. E i numeri, nonostante non sia stata una gara a velocità stratosferica, i numeri incominciano a diventare impietosi per il Breganze, ma del resto, l'avevamo detto in apertura, erano ben 49 punti di differenza fra le due squadre. Insomma, possono anche valere 6 reti di differenza. Ancora Casas, questa volta cerca di far filtrare per Antonioni, non gli riesce, si scusa col compagno. Ghirardello riporta avanti la sfera per i suoi, il tentativo, ed eccolo il gol di Costenaro, se non vado errato, su filtrante. Dunque 6-1. Un filtrante che è passato attraverso l'area rosso-blu. Costenaro l'ha appoggiata in porta quando mancano 7 minuti alla fine. Dunque 3-1 il risultato con Antonioni, 6-1 scusate il risultato. Antonioni che porta avanti sfera, attaccato, mantiene il possesso di pallina nonostante il pressing di Paul Galiffa, arriva al limite dell'area, poi serve a ritroso Mutaran che cerca di darla in avanti, niente da fare, attenzione il tiro, e questa volta Bertozzi è molto bravo sul giocatore col numero 7, che però va a riconquistarsi una sfera, e c'è il rigore per il pattino di Antonioni. Antonioni nel girarsi ha calciato praticamente la sfera, c'è il rigore affidato, immagino, al numero 7 Galiffa, infatti è così. Vediamo se il nostro Bertozzi riuscirà a ipnotizzare il giocatore, riesce benissimo ad ipnotizzarlo, o forse mi viene da dire che non lo tira proprio così bene questo rigore il giocatore. Comunque Forte dei Marmi che vede il proprio portiere parare anche il rigore quando mancano 6:20, 6-1 il risultato. Adesso è il numero 5 Agostini, se non vado errato, a portare avanti l'insidia per i suoi, ma la sfera è recuperata subito da Mutaran, da Ambrosio, che vede un varco fra casco e palo e ci infila la pallina per il terzo gol personale, il settimo. Dunque Ambrosio a 6 minuti dalla fine fa 7-1. Tanto l'arbitro fischia una punizione in favore del Breganze. Ghirardello in profondità, ma c'è l'anticipo di Mutaran che fa partire il tiro, la para bene questa volta il portiere, sfera all'indietro, Antonioni cerca e trova Ambrosio che cerca di chiudere il triangolo, non riesce per l'intervento di Ghirardello. Poi la fase difensiva importante, sfera in profondità per Antonioni che arriva in area, cerca la conclusione personale. Attenzione Ambrosio per Mutaran, in questo caso mi sento di dire fin troppo generoso Ambrosio. Sì, è anche vero che sul 7-1 tenti di fare un po' la giocata che a cose normali ovviamente non faresti. Ambrosio che passa la pallina con uno specchio della porta così libero davanti, penso che non lo vedremo mai più in tutto il campionato. C'è da dire che ormai insomma la partita ha ben poco da dire, 4:45 al termine, ormai credo che anche Orlandi in panchina stia guardando a mercoledì, quando poi il campionato porrà di fronte Valdagno e Trissino e Valdagno in questo posticipo che per il Forte a questo punto interessa particolarmente,
perché sabato prossimo, ricordiamo, il Forte dei Marmi sarà in visita non certo di piacere al Palasind di Bassano, dove c'è appunto il Bassano di Roberto Crudeli ad attenderlo. Lì sarà il match in questo finale di campionato più difficile per i rossoblù, e quello ovviamente a cui gli inseguitori cercheranno. Intanto Marti Casas qua Zanfi si supera, cerca di prenderla al volo, poi commette fallo, quindi si riprenderà il Breganze. Dicevo, il match in cui gli avversari cercheranno ovviamente l'assalto alla vetta, riuscire, per questo sono importanti anche i 3 punti di stasera. Ovviamente se mercoledì il Trissino subisse una qualche frenata nella sua rincorsa alla capolista, per il Forte non potrebbe altro essere che un sospiro di sollievo. Il Lodi intanto stasera ha stravinto a Scandiano. In questo momento qui stiamo parlando, dando un'occhiata ai risultati in diretta, la formazione di Bresciani conduce 12-6 in Emilia Romagna, quindi direi anche lì risultato, Fabrizio, che ha più ben poco da dire. Senza ombra di dubbio, intanto è Motaran che si porta avanti sfera, 3-26, anche se devo dire un 12-6, mi hai detto. Mi meravigliano forse di più le serie di subite che non le 12 segnate, insomma, considerando che stiamo parlando del Lodi. Ma tornando alla gara adesso, 3-11 alla fine, con il Forte dei Marmi che va ancora vicino con Ambrosio. Ambrosio gioca ad una mano, la sfera indietro per Antonioni che la gira su Motaran. Motaran dietro porta per Antonioni ancora, da questi a Casas, attaccato. Antonioni però in anticipo sull'avversario, mantiene il possesso di sfera, gira per Motaran, ancora lui al centro, ma c'è l'intervento di Zanfi. Agostini attaccato, c'è il fallo di Agostini, dice l'arbitro, la punizione in favore del Forte dei Marmi quando mancano 2:31. Dunque battuta in questo momento, l'arbitro fa cenno che deve fischiare, dunque verrà ripetuta la battuta. È un po' fiscale a 3 minuti sul 7-1 spostare di 40 cm la sfera, però insomma questo è il suo modo. Tanto la sfera è recuperata comunque dal Breganze che porta in avanti pallina, ancora al centro, non c'è nessuno all'appuntamento, dunque è il Forte dei Marmi che può recuperare per Antonioni che fa partire il tiro. Antonioni, pilastro della Serie A2 rossoblù, c'è il fallo proprio su di lui, finisce a terra quando mancano 2-0-1, 5-5 i falli di squadra, 7-1 il risultato fino a questo momento. Sì, Antonioni che sta dando comunque anche stasera prova, insomma, di saperci stare anche in questa Serie 1, come ricordavi. In Serie A2 lui dice sempre è la sua dimensione, lì ovviamente è quello dove è la categoria dove si trova a esprimersi forse meglio, però in prospettiva, vista la giovane età, anche per le prossime stagioni può essere un bel investimento questo dal vivaio rossoblù per la squadra di Alberto Orlandi. Alberto Orlandi che quest'anno insomma gli sta dando comunque grande fiducia. Intanto blu ad Antonioni proprio e al numero 7 del Breganze, Paul Califa, si sono un po' stuzzicati i due. Il signor Davoli di Correggio ha preferito insomma non rischiare di incattivire la partita, li ha mandati tutti e due a sbollire la rabbia in panca puniti. Fabrizio, la differenza vera si vede in questi momenti, quelle sono le formazioni. È uscito Antonioni, è entrato Xavi Rubio, dall'altra parte è uscito Paul Califfa, è entrato Dal Santo, con tutto il rispetto chiaramente per le proporzioni, ma insomma stiamo parlando di giocatori su livelli attualmente diversi. Intanto vediamo che si riprenderà dunque con l'ingaggio. Motaran e Agostini, se non vado errato, a giocarsi la sfera. La meglio il capitano del rossoblù quando manca un primo e 48. Il tiro, la sfera che affidata a Motaran, da questi a Xavi Rubio, per Rubio ancora, Motaran
supera un avversario. Qua la conclusione ancora col guantone, sfera che finisce in tribuna, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. 1:23 alla fine di una gara che vede il Forte dei Marmi in vantaggio per 7-1. Motaran e Ambrosio nel primo tempo chiudono sul 2-0, nel secondo tempo è una passarella di giocatori rossoblu con Giovannetti, Burgai e Ambrosio, poi Casas, in mezzo c'è il gol di Costenaro e poi fino Ambrosio per il 7-1. Intanto è bravo il portiere a fermare l'incursione di Casas. Poi la conclusione, il palo da fuori di Ghirardello, ma siamo già dall'altra parte con Rubio in possesso di pallina. Ancora per Motaran, il passaggio al centro, quando mancano 52 secondi può Dal Santo provare a accorciare ulteriormente, si ferma, gira sfera all'indietro. Dunque 7-1 il risultato, con un Forte dei Marmi che non gioca una gara sicuramente brillante, ma del resto gioca quello quanto basta per portarsi a casa questi 3 punti provvidenziali per continuare la corsa in testa alla classifica, e adesso ne mancano soltanto 3. Aveva detto Orlandi devono essere 3 finali, se le finali finiscono tutte così a noi ci va molto più che bene. Intanto il palo di Xavi Rubio, e adesso per smaltire le doppie tossine di questa settimana di Lodi e quelle di questa sera ci saranno 7 giorni per preparare una gara importantissima come quella di Forte Marmi a Bassano. Ma chiudiamo oramai questo episodio con l'amico Gabriele, il tuo parere su quello che è stato l'andamento generale della gara. Una gara, quella di stasera, che è andata comunque un primo tempo più combattuto di quello che ci si poteva attendere, con un Forte, come hai detto tu, non brillantissimo a livello di prestazione. Nel primo tempo ha fatto, diciamo, il minimo indispensabile, il compitino verrebbe da dire, comunque terminando su un 2-0. Poi nella ripresa evidentemente Orlandi si è fatto un po' sentire, e proprio in avvio di ripresa insomma c'è stato il gap decisivo che ha chiuso di fatto la partita. Poi gli ultimi 3 gol, 2 della parte Forte Marmina e il gol della bandiera di Costenaro, hanno inciso, diciamo, più per le statistiche che per altro su questa partita. Un 7-1 importante, come ricordavi, perché adesso si aprono 7 giorni 7 giorni, oserei dire, decisivi per i Forte dei Marmi. Al di là del match che ricordavamo prima, che vedrà di fronte mercoledì Trissina e Valdagno, a cui ovviamente sarà dedicata l'attenzione più dello staff tecnico ovviamente dei rossoblù, sabato prossimo c'è questo match clou della prossima giornata, che è Bassano Forte dei Marmi. Una sfida che insomma promette scintille, non solo perché si affrontano 2 corazzate di questo campionato. Il Bassano non lo vediamo tra le prime 3, ma comunque è una squadra che in sede di playoff potrà e dirà sicuramente la sua, però si affrontano anche, insomma, 2 squadre che promettono scintille anche solo per la questione ex. Dall'altra parte ci sono Roberto Crudeli e Pablo Cancela, che insomma sicuramente vorranno ben figurare contro la loro ex squadra. Bene, io ti ringrazio Gabriele per il commento, grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, un saluto speciale all'amico Giulio che questa sera non è potuto essere qui con noi, e ovviamente da parte nostra l'appuntamento è rimandato fra 15 giorni, quando affronteremo l'ultima gara casalinga di questa regular season in casa contro il Sandrigo. Ma prima di tutto questo c'è lo Scoglio Bassano e soprattutto vedere quelli che sono i risultati delle altre piste, perché a questo punto del campionato è importante anche quello. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, la linea va allo studio.